Cedo viaggia. È arrivato finalmente a Milano, si guarda attorno, cerca di capire dove deve andare. Usa il navigatore per trovare il parcheggio in Milano dove ci siamo dati appuntamento. Io sono già sul posto che lo aspetto. Speriamo che arrivi presto e noto che a me non piace aspettare. Salve, io sono Gino. Abbiamo organizzato questo viaggio in Italia dalla Macedonia. Un viaggio nato dalla voglia di vedere, assaporare, respirare la cultura culinaria italiana. Io sono italiano e ho nell'anima questa cultura. Ci sono nato. Questo modo di fare e di pensare al cibo. Con questo viaggio daremo modo anche al mio amico Cedo, macedone che fa di professione il cuoco di cucina italiana e che lo fa molto bene, di assaporare di persona questo mondo del cibo italiano e del nostro modo di cucinarlo e di servirlo. Dobrodošlo Cedo, do Milano. Sega che idemo na Expo e che vidimo celo Milano. Abbiamo avuto fortuna. Questo viaggio si svolge proprio nel periodo in cui a Milano si sta svolgendo il grande evento dell'Esposizione Universale, Expo Milano 2015. Il mare ci fa sempre un po' paura. Ci siamo fatti un bel giro per la grande Milano. È veramente da vedere, eh? Qui siamo in Piazza Duomo. Alle nostre spalle la grande e ben conosciuta Cattedrale di Milano. Il Duomo di Milano. Bellissima, eh? Vi racconto un po' di storia di questa chiesa. L'idea venne nel 1387 all'allora arcivescovo di Milano Antonio da Saluzzo. Egli progettò di costruire nel posto dove sorgeva allora la chiesa di Santa Maria Maggiore un grande duomo dedicato e intitolato alla Santa Maria Nascente, così come oggi si chiama questa chiesa. Nel periodo degli Sforza, signori di Milano, venne costruito il bellissimo Agugliotto dell'Amedeo e le bellissime vetrate. Dopo il 1650 si giunse al completamento del Tiburio con la grande guglia della Madonnina, la famosa Madonnina di Milano. Questo grand'uomo a cavallo è il fu primo re d'Italia riunita, Vittorio Emanuele II. Gente di mare che se ne va dove ti pare. Qui siamo nella famosa Galleria di Milano, Galleria Vittorio Emanuele II. Il pavimento è a mosaici di marmi pregiati. Cedo guarda a bocca aperta le volte di questa grande galleria con gli affreschi di grandi artisti che rappresentano le quattro parti del mondo. Al piano terra negozi lussosi, ristoranti, bar eccetera. Questa galleria ci porta da Piazza Duomo a Piazza Beccaria, la piazza del Teatro alla Scala e dove si trova anche il Palazzo del Comune di Milano. Qui al centro di questa piazza c'è il monumento del grande Leonardo. Leonardo da Vinci, il toscanaccio più famoso nel mondo, il grande scienziato, il grande artista. Dipinse la Gioconda, che si trova ora nel Museo del Louvre a Parigi, e tantissime altre grandi opere come l'Ultima Cena di Gesù. Gente di mare. Ecco, questo è il famoso Teatro alla Scala. È il principale teatro italiano e riconosciuto in tutto il mondo. Questo fu costruito nell'anno 1776 per volontà dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, che governava a quel tempo anche Milano. Viviamo sempre di oggi
Adesso siamo in Piazza Castello. Quello di fronte è il famoso Castello Sforzesco. È uno dei simboli di Milano. E adesso andiamo all'Expo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Matteo Renzi. Dichiarazione di apertura. Esposizione universale Expo Milano 2015. Come avete intuito, dichiaro ufficialmente aperta l'Esposizione Universale Expo Milano 2015. Expo Milano 2015. Le esposizioni universali iniziarono a Londra nell'anno 1851. Nell'anno 1889 si tenne a Parigi e fu in quell'occasione che si costruì la Torre Eiffel. Oggi questa torre in ferro è il simbolo di Parigi. Qui a Milano hanno costruito su un'area di 1 milione di metri quadri. È il più grande evento che si sia mai tenuto nel mondo sulla nutrizione, sull'alimentazione dei popoli. È una vetrina mondiale in cui i paesi mostrano il meglio delle proprie tecnologie per dare una risposta all'esigenza della vita. Qui espongono 140 paesi di tutto il mondo. 21 milioni di visitatori dal 1 maggio al 31 ottobre 2015. Abbiamo parcheggiato lontano circa 10 km. Abbiamo parcheggiato ad Arese, città vicino a Milano. Adesso siamo in fila per comprare il biglietto dell'autobus. Si comincia con le file. Dovremo abituarci. Oggi aspettamenti in fila dovremmo farne tanti. Ah, ecco l'autobus. Si parte. Adesso siamo dentro l'Expo. Hai voglia di camminare? Qui sono esposti i padiglioni di tutti i paesi del mondo. Abbiamo cercato la nostra Macedonia, ma non c'era. Come si è detto, il tema di questa esposizione universale è Nutriamo il mondo, energia per la vita. Quanti padiglioni! Veramente grande, veramente bello e interessante. Vedi la fila per entrare nel padiglione Italia? Forse 500 metri. Chi ci riesce ad entrare, chi ha tanta pazienza, aspetta almeno 4 ore.
siamo informati dagli addetti dell'assistenza dell'Expo. Secondo loro oggi i visitatori sono circa 200.000. Adesso siamo nel padiglione 0. Vedete le pareti di questi stand? Sono senza interruzione, tutto un film con il quale si informa il visitatore sul cibo che nel mondo si produce e si consuma. Si informa sulle attuali storture. Infatti circa 1 miliardo di persone non hanno cibo a sufficienza, mentre 1 altro miliardo di persone hanno il problema opposto. Mangiano troppo e si ammalano di obesità o di sbagliata alimentazione. Questo Expo è incredibilmente interessante. C'è tutto il mondo in un posto. Qui si incontrano migliaia di culture, centinaia di stati. Qui a Milano hanno scritto la Carta di Milano. L'hanno scritta gli esperti e i rappresentanti di tutti i popoli del mondo. Con questo scritto hanno voluto dare un monito a tutti i governi e i popoli del mondo per rimuovere le ingiustizie che ci sono anche e soprattutto nel campo alimentare, per progettare uno sviluppo che risolva il problema della fame e che sia uno sviluppo sostenibile a garanzia della preservazione dell'integrità del pianeta Terra. Arriva il profumo, la pelle del luto che inebria. Non solo ho capito chi sei, ma ho capito che quello che hai dentro è potente. Dopo Milano e la visita all'Expo siamo giunti a Firenze. La mia Firenze, capitale della Toscana. Firenze e la Toscana è la regione del buon mangiare e del buon vino, oltre a luoghi di arte e di storia. Adesso siamo nel centro di Firenze. Questa è la cattedrale Santa Maria del Fiore, il Duomo di Firenze. Duomo deriva dal latino domus, cioè casa, casa del Signore, casa del Dio cristiano. La costruzione del Duomo di Firenze fu ordinata dalla Signoria di Firenze nell'anno 1296. La costruzione terminò dal punto di vista strutturale
nell'anno 1436. Alla progettazione e direzione dei lavori furono impegnati vari importanti architetti e artisti di quell'epoca. Arnolfo di Cambio, Giotto, il Talenti, Di Lapo Ghini, poi il completamento con la più grande cupola in muratura mai costruita al mondo, il progettista fu il grande Brunelleschi. Al suo interno è visibile la più grande superficie decorata a fresco esistente al mondo, 3600 metri quadri. La eseguì Giorgio Vasari. Qui siamo nel centro storico della città. Qui è ancora possibile rivivere l'atmosfera dei tempi passati. Od Milano sa došli u Firenze. Firenze je kapitale od naša Toskana. Da. Сега, kad išeta na poviše gradovi, poviše meste, zašto nije, kad gledamo, interesno je kako... Dobro, za Фиренца ми е многу јасно дека има многу голема историја, али многу битно ми е, сакам некој момент, детаљи да видиме кај се прави маслиново, кај се прави вино, кај се прави Фирентина, значи тие работи, моцарела. Нашo tour je da se vidi hrane od Toskana, specialiteti od Toskana, da. I prirodna sirova, što može da se realizira ova hrana, ovi tanjiri. Dobro. I na isto vreme, kad vidimo tuka ima puno Da, mnogo dobra istorija ima. Tuka sve je prekrasno, lepo. Мислам дека подобро да не губиме многу на време, да почнеме да идеме da se vidi našo interes. Da. Ok, che idemo, ajde. Percepire i sapori, gli odori dei prodotti genuini di una volta, la poesia della vita cantata dai vari poeti e scrittori che hanno più volte citato Firenze nelle loro famosissime opere. Firenze è la città del Rinascimento e dell'arte italiana. Grazie al suo patrimonio artistico è una delle città più visitate al mondo. Qui a Firenze esistono anche altri importanti luoghi di arte e di storia. La cattedrale di Santa Maria Novella, quella di Santa Croce e poi la Galleria degli Uffizi e poi il Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, che è la piazza dove si è svolta la storia di questa città. Toskana. Ti si sbigao v restoranu? Тука цела храна од Тоскана може да се јаде. Сега ќе пробаме жена. Сега ќе пробаме. Ма ти знаеш една работа? Што? Ово ресторано, газда е македонец. Сега ќе видиме, ќе се договориме. 25 години оно ради у Фиренце и сега ќе ти презентира газда од нашо македонец пријател. Ајде. Добро вечер. Hvala za sve. Može tu kad da se? Može. Dobre dojdovte? Dobro je najdov. Živili. Tuka se radi. Prvo so kvalitete na siro. A bez kvalitete na siro ne se pravi ništa. I najdobri kuvar ne može da napravi ništa. Ono znaje zašto 20 godini radi kaj mene. Italijanska hrana je espresa. Ne se kuva jedan dan, 2 dana pre. Gosti sedi, kaže što saka
i ti znaš, idemo u Coina e si sprema po momento. Taka. E quindi tu dalla Macedonia sei arrivato a Firenze 25 anni fa. Circa Quindi- sì, 92. Quindi eri un ragazzino, Circa 20 anni. 20 anni. Precisamente. E come hai fatto ad avere il coraggio di partire da solo sei venuto a Firenze? Sì, sì. Inizialmente da solo, poi dopo abbiamo alcuni amici di Skopje e poi visto. E quindi, ma tu già eri nel campo della ristorazione? No, nel campo di bar. Ah, di Soprattutto bar. sì. Il primo locale era un locale per gli studenti, soprattutto aperto nel 92, fine del 92. Appena dopo arrivato. Era in Piazza Duomo. Un posto bellissimo, come l'ha visto. No, non ho visto questo locale, però Piazza Duomo è l'ombelico del mondo. Sì, sì, sì. Quindi, Sono stato molto fortunato. e come hai fatto uno straniero che arriva qui, che ci sono tutte le procedure per essere registrati, avere il permesso di soggiorno, Sì, sì, sì. per poter lavorare, quindi sei riuscito Era abbastanza veloce. abbastanza veloce. A quei tempi andava ancora bene, poi è arrivata la legge Bossi-Fini, Sì, sa, un po' più tagliato. difficile, sì, certo, certo. Pensa che sono arrivato qui col passaporto jugoslavo ancora. Se non mi Ancora col sbaglio. passaporto jugoslavo. Sì, cambiato subito dopo. Quindi la Macedonia praticamente nel 92 stava nascendo, Più o meno sì, più o meno. perché mi pare la Macedonia è nata nel 93, Perfetto, sì. quindi dal 92 lui lavora a Firenze nel campo della ristorazione e adesso quanti locali hai? 5. 5. Sei un grande, Grazie. mi fa molto piacere. No, più ristoranti più lavoro, no? Che non Sì, sempre certo, io lo so che un ristorante non ti dà mai pace. No, Tu 5 ancora meno. 5 ancora meno. Un ristorante non ti dà mai pace, figuriamoci 5. Gestire, prima di tutto gestire la qualità del cibo, gli acquisti delle materie prime, poi gestire tutto il personale e gestire i clienti. Bisogna avere le persone giuste al posto giusto. Sì, questo è fondamentale, ma molte volte non le trovi, quindi ti devi arrangiare Molto con quello che difficile. hai. La parte più difficile è quella. Noi siamo più o meno 50 in questo momento. Allora, tu kad imamo italijanska hrana, Da, vidi Čedo, od Toskana. sve od Toskana, toskansko. tipico toscansko prejade, Dobro. prosciutta, cioè crudo, prosciutto crudo, abbiamo il salame toscano e poi abbiamo la finocchiona. Ciao. La finocchiona è il salame, però è fatto, e se pravi, so seme od finocchio, che u Makedonija može che imamo, ne znam, divo. Treba da se najda so divo finocchio, ne finocchio šta se jade. I poslije imamo kaškaval, pecorino. E ima 3 tipi. Peperoncino. Allora, Peperoncino, al peperoncino, noci, Noci. con le noci e questo media stagionatura. media stagionatura. La bruschetta famosa, bruschetta poznata, bruschetta su pomodoro i bossilo Ok. e maslina ulja, bruschetta su porcini, cioè su vergan, e bruschetta su endem patè toscano, che se pravi su giger Od pile. od pile, so soleno riva malko, kaperi, Dobro, Gino, pa ne mora da kažu me сега, ćemo prema to dio, već se vratimo u Skopje i koga se vratimo, che se pravi. I poslije masline i to je tipiko prejadenje od Toskana.
Čedo, ajde, dobro apetite, mora da jadimo, da večeramo na brzini da čekamo работа. Brzina, vreme što treba, samo da se znaje ke utre ke čeka kaj nas mnogo работа. Ajde, ke rabotime, ke jadime.